Con la lezione dello svizzero Mario Botta, ritenuto una delle maggiori figure dell'architettura contemporanea, al Polo Universitario di Agrigento è stato ufficialmente inaugurato il nuovo anno accademico. Studenti, docenti e autorità hanno affollato il nuovo capiente auditorium. Cerimonia aperta dal rettore dell'Università di Palermo, Roberto Lagalla, che nel suo intervento ha prima ricordato i 5 anni di presidenza al Polo di Agrigento, succedendo al fondatore dell'istituzione universitaria agrigentina, il professor Ignazio Melisenda Giambertoni, che non ha voluto mancare all'appuntamento di oggi. Lagalla ha sottolineato l'importanza della sede decentrata di Agrigento per l'Ateneo palermitano, sia per l'offerta formativa che per la numerosa popolazione studentesca, ma ha ancora una volta richiamato la classe politica, gli enti fondatori, provincia regionale, comune e Camera di Commercio, ad un maggiore impegno alla responsabilità. L'Università di Palermo, ha affermato Lagalla, intende continuare l'attività sinergica con il Polo di Agrigento, ma occorrono impegni precisi e finanziamenti certi. Alla luce della nuova normativa e regolamentazione dell'istruzione universitaria varata dal Governo nazionale, la programmazione è basilare. È chiaro che non potremo non rivedere gli assetti formativi alla luce degli obblighi di accreditamento che pone il Ministero per tutte le sedi, centrali e decentrate, e naturalmente non potremo che chiamare da qui alle prossime settimane i consorzi universitari ad una rilettura, proprio alla luce di queste nuove normative, ad una rilettura dei rapporti convenzionali. Ad Agrigento quali corsi di laurea potrebbero essere sacrificati? Io non penso che in questo momento abbiamo da sacrificare, abbiamo fatto un percorso ragionevole in questi anni, accorpando, integrando, quindi diciamo, non abbiamo delle immediate esigenze di cancellazione. Abbiamo naturalmente da verificare la sostenibilità, sia in termini normativi sia in termini economici, perché tra l'altro adesso il Ministero obbliga ad un impegno delle sedi consortili quindicennale, quindi chi ci vorrà stare ci starà alle condizioni che la legge impone, chi non ci potrà stare o non ci vorrà stare evidentemente dovrà di necessità sottostare a un ripiegamento progressivo che evidentemente noi non siamo in condizione di sostenere da soli. Mi preoccupa per esempio il fatto che a tutt'oggi il Consorzio non abbia chiuso il bilancio 2011, cioè non abbia approvato un bilancio anche credo di previsione dell'anno precedente. Allora giocare in esercizio provvisorio con tutta una serie di adempimenti obbligatori che il Ministero richiede con firme e con impegni sottoscritti evidentemente mi preoccupa non poco. Il futuro dell'Università di Agrigento dipende dagli enti territoriali agrigentini, così come Lagalla, anche il direttore amministrativo dell'Università di Palermo, Antonio Valenti, auspica una maggiore e fattiva collaborazione finanziaria. Attivare dei corsi, ci sono dei costi, quindi questi vanno in qualche modo viste le esigenze politiche insieme alle esigenze economiche, quindi l'impegno, l'attenzione c'è, però ci aspettiamo da parte del Consorzio, da parte chiaramente degli enti territoriali, ecco, un'attenzione pure nei confronti dell'università che, così come dicevamo, chiaramente non vive un periodo molto agiato dal punto di vista economico. Consapevole dell'importanza della presenza ad Agrigento dell'Università di Palermo, il sindaco Marco Zambuto assicura che il comune farà la propria parte. Siamo dinanzi a una conquista che è quella dell'università che non può che rimanere nella nostra città, nella nostra terra. Ha portato tanto beneficio. Nonostante le difficoltà finanziarie che abbiamo, questo rappresenta uno di quei fiori all'occhiello rispetto ai quali bisogna continuare nell'investimento e continueremo a dare il nostro contributo pur con le tante difficoltà che ci sono, ma sapendo che investendo nell'università si investe nelle nuove generazioni e si investe nel futuro di questa terra.